Era il più giovane dei 5 escursionisti vicentini travolti dalla valanga sulle nevi della Norvegia. Non ce l'ha fatta Pietro De Bernardini, 25 anni, di Isola Vicentina, che era ricoverato in terapia intensiva dal giorno dell'incidente all'ospedale di Tromsø. È la seconda vittima dopo Matteo Cazzola. A darne notizia il sindaco Francesco Gonzo, che si è sempre tenuto in contatto con la famiglia del ragazzo, che lo aveva raggiunto nel paese scandinavo per potergli stare vicino. Nei giorni scorsi era stato sottoposto ad un intervento chirurgico e trapelava un cauto ottimismo circa le sue condizioni. Il primo messaggio ricevuto stamattina è stato quello del papà, che mi annunciava appunto la scomparsa di partita del figlio, di Pietro, e messaggi del genere non si vorrebbero ricevere, anche perché avevamo sperato tutti, anche perché Pietro stava rispondendo bene alle cure, ma un collasso ha fatto crollare ogni speranza e Pietro se n'è andato. Si spegne la speranza di una comunità intera che ha pregato fino all'ultimo per poter riabbracciare Pietro e che rivive a distanza di pochi mesi il dramma. In luglio era stata toccata da un lutto analogo Filippo Bari, vittima della valanga in Marmolada. Giorni di apprensione tristemente culminati oggi con un messaggio di cordoglio e vicinanza alla famiglia affidato ai social dal primo cittadino. Per quanto riguarda il lutto cittadino è una questione che con la Giunta abbiamo valutato certamente, ma dovrà essere posta al vaglio delle famiglie come idea. Sentiremo anche il loro parere naturalmente. Ora, dopo le formalità di rito, inizieranno le procedure per il rientro della salma in Italia, rientro atteso anche per la salma di Matteo Cazzola, l'ingegnere 36enne che viveva a Vicenza, mentre è rientrato ed è stato trasferito al San Bortolo Andrea Basso, la guida alpina rimasta ferita.